Due squadre che vivono momenti completamente opposti. La Camere Treviso vuole mettersi alle spalle questo inizio negativo e vuole cancellare la casella dello 0 in classifica. E Global Work Capurso dal proprio canto al morale alle stelle, prima vittoria storica nella massima serie per il club pugliese. Occhio ancora la Camere con il sinistro, il gol, il vantaggio da parte della Camere con Donin che trova l'1-0 dopo 43 secondi. Passa quindi in vantaggio la squadra allenata da Silvio Rocia con Donin, bravo a battere Micoli, si rompe subito il ghiaccio, la finta, la sterzata e con il sinistro batte Micoli, cerca la reazione il Capurso, la palla passa a Pietrangelo, poi ancora Pietrangelo sulla conclusione di Pires. Chance per il Capurso di impattare il punteggio, occhio a Vieira, Micoli dice di no, Antonezzi cerca e trova Sutton, Micoli dice di no, ancora Sutton, scambia con Vieira, Sutton, Micoli evita il 2-0, doppia occasione e arriva il 2-0 della Camere Treviso sugli sviluppi del corner. Il gol di Azzoni arriva dopo 6 minuti, il raddoppio della squadra di Silvio Rocia. Altra grande occasione per la squadra di casa, ancora con Perazzetta, ancora Giannattasio, ragiona il numero 20, riesce ad incunearsi, occhio a Giannattasio che entra in area, non calcia, alla fine Pietrangelo la fa sua, va via il numero 96 Gargantini, palla al centro, il gol ancora di Azzoni, la doppietta di Giacomo Azzoni sulla grande giocata di Gargantini sull'out di sinistra. E Azzoni a porta vuota deposita la palla in fondo al sacco. Vieira perde palla. Grandinetti ci prova col destro. Attento Pietrangelo sul primo palo. Palla fuori. Pires! Gran gol di Pires che batte Pietrangelo sul primo palo. Accorcia le distanze. Il Global Work Capurso con il corner di Lamas, il sinistro di Pires. Gargantini, da quella posizione è nato il gol del 3-0, va via ancora Gargantini, ruleta Gargantini, la parata di Micoli. Palla fuori ancora Perry! Juan Perry! Che gol di Perry, 3-2! Il Capurso si porta sul -1 al 14esimo. 1-2 ancora, attenzione ad Azzoni con il destro. Garofalo, Lamas si accentra, calcia col sinistro! Il gol di Lamas, il pareggio del Capurso con Nicolas Lamas. Gol numero 6 in campionato per Lamas, l'ha pareggiata già nel primo tempo il Capurso, sta provando il Capurso addirittura a capovolgerla già nel primo tempo. Vieira, ci prova Donin, Micoli sul primo palo, attento, la tiene. Grandinetti col destro, Pietrangelo, Donin, Sutton, blocco di Ferreira, Sutton si accentra, sterza, Sutton, palla deviata. Finisce qui un pirotecnico primo tempo, 3-3 tra Camere Treviso e Capurso. Fischia Colangeli, riparte Camere Treviso, Global Work Capurso. Sutton col sinistro, alto. Qui intanto l'uscita di Micoli. Servire Pires, Donin, Vieira, 1-2, Vieira sul fondo, che occasione per Giapa Vieira. Lamas, occhio al Capurso, non riesce a calciare, Giannattasio poi lo fa sul fondo, ci prova con il mancino Perazzetta, ancora Micoli sul primo palo, occhio ad Antoniazzi che non riesce ad andare via,
Va via Cutrignelli, l'assist per Lamas, alto, occasionissima per il Capurso con Nicolas Lamas. Donin che duella con Lamas, calcia Donin, Nicoli con la gamba destra risponde presente sul primo palo. Tanto Donin vince il rimpallo, Donin, la parata di Nicoli, poi il salvataggio di Cutrignelli. Ci prova Sutton, ma c'è stata la deviazione sul secondo palo di André Ferreira che fa 4-3 al 13°. La sterzata di Sutton che calcia col destro, mette giù Gargantini che prova il destro sul fondo, sbaglia qui Gargantini, vince il duello Perri, l'assist per Cutrignelli che non ci arriva. Che occasione per il Capurso, ci prova Pires, vola Pietrangelo, Pires, colpo di testa per il movimento, che occasione per il Capurso. Nitti, Perri, calcia, respinge Pietrangelo, Pires, Perri, 18 secondi, Lamas, Nitti a spazio, palla al centro e il gol da parte di Grandinetti. Arriva il pareggio del Capurso a 13 secondi dalla fine. Guido Grandinetti fa 4-4. Riparte il Capurso, 2 secondi, va via Pires. Ancora il Capurso con il tentativo di Pires, la respinta di Sutton, finisce qui, fischia 3 volte Colangeli e 4-4 tra Came Treviso e Global Work Capurso.